Pietro Gangemi si affrontano Torregrotta e Vivi Don Bosco, prima contro seconda, numeri alla mano, il meglio che posso offrire quando siamo giunti alla terza giornata di ritorno, il girone C del campionato Under 15 regionale siciliano. Per il Torregrotta 6 le vittorie consecutive per l'11 di Giuseppe Borelli. Oggi siede in panchina Mirko Lamacchia, migliore attacco e migliore difesa del girone C. 9 i punti di distacco accumulati dalla Vivi Don Bosco, prima inseguitrice con una partita in meno giocata. Forse l'ultima grande opportunità per rientrare in gioco nella lotta al primo posto. Qui il capitano Torrese che regala un omaggio proprio al proprio tecnico Giuseppe Borelli per i problemi di salute avuti in settimana. Passiamo a raccontarvi il film di questa sfida, che si apre dopo 4 giri lancette con la punizione per la testa di Reda bloccata da Lamazza. Primo sussulto di marca a Torregrotta con Antonazzo che calcia da dentro l'area. Ventura para un minuto più tardi, angolo di Bendaù, testa di Miano ma la palla non inquadra lo specchio della porta, sblocca il parziale. La compagine Torrese al minuto 17, azione superlativa di Pulito che salta 3 avversari, poi la sfera arriva a vento che gonfia la rete andando a premiare la travolgente azione, e anche qui la dedica è a mister Giuseppe Borelli. Termina così la prima frazione di gioco, dunque con il Torregrotta in vantaggio per una rete a 0. Decide qui la marcatura ad opera di Vento. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa. Al 40esimo Licandro serve Cutispoto, palla dentro per Vento che ha una buona chance, non inquadra però lo specchio della porta. 2 minuti più tardi blinda la partita la compagine rossoblù. Vento restituisce il favore a Pulito che vince un rimpallo, calcia sul legno, poi sulla ribattuta è caparbio e anche un po' fortunato a gonfiare la rete per il 2-0. Segna anche Pulito al Pietro Gangemi. 5 minuti più tardi Vivi Don Bosco che prova a rientrare in partita con la punizione però alta da parte di Badolato. Inizia la girandola di cambi per mister Lamacchia dentro Bambasci in luogo di Licandro al minuto 49. Un giro lancette più tardi, palla messa dentro per Miano, tiro a giro però che non inquadra il bersaglio grosso. Un minuto più tardi Torregrotta che cala il tris. Vento mette dentro per il neoentrato Bambasci che segna la rete del 3-0 che probabilmente fa gioco, partita, incontro. Termina al minuto 52 la partita di Pulito al suo posto dentro Grasso. 3 minuti più tardi ancora Vento sugli scudi, abile a difendere la sfera e a calciare, trovando la deviazione vincente e anche la doppietta personale per il poker di giornata. Torrese continua intanto la girandola di cambi con Arnaud che prende il posto proprio di Vento, autore di una doppietta. Esce anche Bendaù al suo posto Iannello, avvicendamento tra i pali tra Donato e Lamazza, dentro anche Campagna per Pino. Ultimo cambio con fallo che va a rilevare Antonazzo. C'è ancora tempo intanto sotto il diluvio del Pietro Gangemi per la quinta rete di giornata. Direttamente da corner trova il gol olimpico Raimondo. 5-0 scorrono i titoli di coda su questa sfida. Torregrotta che scappa a più 12 sulla seconda posizione nel girone C del campionato Under 15 regionale. Facile intuire a chi possa essere dedicata questa vittoria. Un saluto amici appassionati, appuntamento alla prossima.